Più che un caldo afoso per i pendolari, sembra che quest'estate ci sarà un caldo infernale. Eppure la giornata era partita questa mattina con la doccia fredda al binario. Più di qualcuno che ieri sera ha consultato il sito internet di Trenitalia non poteva immaginare a cosa sarebbe andato incontro. Il portale infatti non annunciava affatto il blocco di 27 corse in tutta la regione, 10 addirittura quelle in provincia di Treviso, la più colpita dal piano di tagli delle ferrovie. Così chi questa mattina è arrivato in stazione sperando di raggiungere Padova via Castelfranco è stato rispedito al mittente, scoprendo che il suo treno rientra tra quelli soppressi dalla direzione trasporto passeggeri regionale del Veneto. Hanno un livello di servizio veramente da terzo mondo, continuano a tagliare le tratte, continuano i disservizi e che siamo in estate, per cui immaginatevi quando arriverà a settembre. 2 treni che collegano il capoluogo vicentino a quello trevigiano sono stati cancellati, stessa sorte per 2 convogli che collegano Castelfranco a Vicenza. Peggio è andata la linea Vittorio-Veneto-Conegliano, dove nei giorni in cui si discute di cantieri per i treni ad alta velocità, le corse cancellate ogni giorno sono addirittura 6. Così il taglio dei treni diventa materia di scontro politico con la richiesta di dimissioni degli assessori competenti. Io direi che oltre all'assessore ai trasporti, le dimissioni andrebbero chieste all'assessore alle finanze, perché il problema è proprio che la Regione Veneto non paga a Trenitalia i treni che sarebbero necessari per i veneti. E con il Partito Democratico che ha presentato un'interrogazione urgente alla Giunta.